Claudio! Claudio! Accardi! Metti i timer ogni 5 minuti. E qua manca qui. Dammeli, sa! Albo! È tutto pronto per l'inizio di questa seconda edizione della Trinacria League. La prima sfida in Serie B sarà fra le Aquile di Sicilia con la maglia nera e le Trinacria United in maglia bianca. Primo pallone appunto giocato da le Aquile di Sicilia con Milito. Adesso Gueccia, Sgroi, Motisi, Gueccia, palla in avanti, anticipo di Capitan Ferrigno, poi Giannalia prova la giocata, prova a passare, bene Gueccia, può partire ancora Gueccia, la risposta di Caruso, prima occasione del match è per le Aquile di Sicilia, bella risposta del portierone in maglia bianca. Milito, stop e calcia, adesso pallone
per Maniscalco che allarga dove c'era Palo che non ha agganciato questo pallone difficile. Gueccia centralmente dove c'è Sgroi che allarga, Milito carica il destro, ci ripensa, poi va in mezzo, palla che passa, nessuno dei suoi compagni riesce a impattare il pallone, quindi si riprende con la Trinacria United in possesso della sfera. Gennalia appoggia, Ferrigno lotta, attenzione, perde palla Sgroi e arriva all'1-0 delle Aquile di Sicilia. Il primo gol di questo campionato lo segna il numero 8 di questa squadra. Passano quindi subito in vantaggio le Aquile di Sicilia dopo poco più di 1 minuto e mezzo. Qui Maniscalco prova a servire Ferrigno che lotta, perde la palla, alla fine recupera Maniscalco. Ancora Maniscalco centralmente, Ferrigno, palla di ritorno lunga, anzi più che lunga, larga, dove non può arrivare Maniscalco. Sgroi può puntare, vuole la doppietta, ancora Sgroi può allargare dove c'è Milito, torna dietro da Motisie, allarga dove c'è Gueccia che può puntare o allargare dove c'è sempre Milito. Gueccia si mette in proprio, se ne va Gueccia con un guizzo, ancora il numero 10 va con il destro, grandissimo gol qui di Gueccia, 2-0 delle Aquile di Sicilia, veramente un bel gol quello segnato da Gueccia. Maria? Che caso. Sgroi allarga dove c'è sempre Gueccia, può anche mettere il pallone al secondo palo, Gueccia finta, perde un po' l'attimo, poi allarga dove c'è Sgroi che va di prima, largo, comunque in controllo c'era Caruso. Non ho capito. Il problema del microfono che sentivi. Va benissimo. Ho cambiato anche la qualità migliore dell'iPhone questo. Quello di un B. No, è il nostro, lo utilizziamo insieme per lavorare. Palo. Può allargare male dove c'è Maniscalco che se la cava con un dribbling. Caruso. In profondità, tocca per un attimo Sgroi, c'è Motisi che scodella sempre dal numero 8 che controlla bene, in aria ancora! Risposta super di Caruso che evita il 3-0. Motisi, palla allontanata, Giannalia tocca, adesso c'è Palo, largo Maniscalco è servito adesso. Ferrigno. Giannalia, posizione un po' defilata, ancora Giannalia si mette in proprio, palla in mezzo, ottima a cercare palle per Maniscalco e qui la risposta di Ferrara che non è un portiere ma lo fa bene in questa occasione. Qui palla in mezzo, Sgroi, Gueccia raccoglie, prova a passare, ancora il numero 10, parte velocissimo come sempre, ancora Gueccia, c'è Milito in mezzo, Gueccia, Caruso e poi la palla termina fuori. Palla in mezzo, non arriva Ferrara che ha fatto cambio con Sgroi in porta. Giannalia, stoppa ancora Giannalia, palla che poi termina fuori, il possesso è bianco. Ferrigno. Adesso Ferrara poi in avanti allontana Milito.
cambio di rimessa, leggerezza qui del capitano della Trinacria United. Milito si può girare e poi anche calciare, invece si ferma ancora. Milito può andare col destro 2 volte, perde l'attimo, alla fine sceglie Ferrara. Gueccia chiama un movimento, pressato da 2 avversari, poi ricomincia dietro intelligentemente per Sgroi. Adesso Ferrara che porta palla, allarga dove c'è Milito, torna dietro da da Gueccia. Adesso Motisi si accentra, Ferrara punta maniscalco, poi scarica da Motisi che gliela ridà, palla che diventa buona per Milito che poteva calciare, invece ha cercato più un piatto a premiare il movimento di Ferrara. Comunque palla che termina fuori con Caruso a rimettere adesso da capitan Ferrigno. Maniscalco dietro da Ferrigno, morde le caviglie, Gueccia, palla che passa, maniscalco centralmente, Milito tocca, palla che termina fuori, possesso sempre bianco. Gueccia, palla che arriva a Motisi, allarga, palla un po' troppo alta, anche aiutato diciamo dal vento, traiettoria quindi non precisa, e pallone per la Trinacria United. Qui Caruso, Ferrigno, Giannalia, Ferrigno, tocca Gueccia, Giannalia, palla toccata da Milito, adesso arriva Conti che allarga, è buona l'idea per Ferrigno che ha aspettato un po' troppo il pallone, infatti non è riuscito a tenerla. Motisi, Gueccia, ora Ferrara. Io l'ho segnato. Sì? Quello di Gueccia, vero? Sì. Gueccia accelera, perde il pallone, Giannalia magia, se ne vuole andare, prestato sempre da Gueccia che si riprende il pallone. Sempre Gueccia, doppio dribbling, fermato, cade per terra e adesso c'è Maniscalco che può trasformare l'offensiva. Ancora Maniscalco, accentra, adesso c'è Conti che dribbla un avversario e calcia in porta. Gol di Conti, 2-1, accorcia le distanze adesso il Trinacria United. Bel gol di Conti, Simone Conti. Quindi vantaggio dimezzato adesso per le Aquile di Sicilia che provano adesso con Gueccia a ristabilire il vantaggio di 2 reti. Ferrara accelera, ancora Ferrara, passi piccoli, perde la palla, c'è Maniscalco che fa buon lavoro a servire sempre Conti sul lato di sinistra, fermato questa volta da Milito. Maniscalco porta palla, Maniscalco, palla che viene toccata, Giannalia protegge l'uscita del pallone perché l'ultimo tocco è di una maglia nera. Qui palla che passa, Conti se la ritrova lì, ancora Conti incespica col pallone, alla fine deve regalare per forza la rimessa dal fondo alle Aquile di Sicilia con Sgroi in profondità, palla a spiovente, la controlla benissimo Gueccia. Ancora il numero 10, pressato dagli avversari, Gueccia torna da Sgroi che può allargare bene da Milito che ha tanto spazio. Milito accelera, c'è il liberissimo Motisi servito adesso, stop così poi in mezzo di nuovo da Milito che svirgola questo pallone. Giannalia
Stop, ancora Giannelia, può andare col sinistro, copre bene il palo Gueccia, che non è portiere, però ha fatto una bella copertura sul suo palo. Maniscalco può lasciare il destro, giocata di Maniscalco ancora, perde l'attimo, però il pallone è di Conti, che va da Giannalia, che si gira, Giannalia, palo! Grande giocata di Giannalia, che ha fatto vedere tutte le sue caratteristiche in questa azione. Palo a negare il pareggio alla Sicilia United, che sta al Trinacria United, scusatemi, che sta prendendo pian piano confidenza con i propri mezzi. Oggi prima partita ufficiale, ricordiamo, seconda edizione della Trinacria League, che vanta 20 squadre. Sgroi, controllo, sempre Sgroi, mette giù il pallone, si vuole girare anche se c'è l'aiuto di Merito. Sgroi! Più un cross che un tiro. Maniscalco, Ferrigno, 3 contro 3, Ferrara capisce tutto e chiude per un attimo perché c'è Conti. Ferrara se la riprende, torna Conti, Ferrara se ne va con una magia, ancora Ferrara prova a servire un compagno, adesso c'è Maniscalco che se ne va, sempre Maniscalco, tanto è arrivato il portiere delle Aquile di Sicilia con ingente ritardo. Fermata la diretta. Andiamo ragazzi, andiamo. Se non si chiama la distanza, palla di secondo.
Pronto Gueccia. Ma Gueccia alto. Attenzione, qui ferma tutto Milito, poi cade per terra Ferrara, ripartenza del Aquile di Sicilia, fermato di Ferrara, subisce fallo. Palla in profondità, controllata da Caruso, si riprende quindi con Ferrigno. Palo fermato da Gueccia che poi si trascina il pallone fuori. Caruso. Ferrigno perde l'attimo, pressato ancora Ferrigno, cerca un po' un appoggio, alla fine intervento duro, ma sul pallone ha punito l'intervento a gamba con i tacchetti esposti, quindi si riprenderà con la punizione per le Aquile di Sicilia. Io ho tirato palla con lui. Quando lui non Ultimi 20 secondi, la vedete 2 minuti perché si è interrotta la diretta, quindi ho dovuto riprenderla e ho preso un minutaggio. Sul pallone Gueccia, c'è vicino Ferrara, Gueccia malissimo, è finito qui il primo tempo, risultato di 2-2 alla fine dei primi 25 minuti, rimanete connessi a seguire il secondo tempo, io vi lascio il break. Ci siamo? Sì. Si riprende con il secondo tempo fra Trinacria United e Aquile di Sicilia, 2-2 il parziale. Primo tempo viaggiato su bei ritmi, qui palla in mezzo, non è arrivato Giannalia. Ferrigno capisce tutto e chiude, Giannalia può partire, ancora Giannalia, può liberare il sinistro con le ginocchia il portiere delle Aquile di Sicilia Miccichè, poi il pallone in mezzo, Ferrigno si gira, Miccichè, bella risposta, adesso Ferrara, sempre Ferrara, inventa, era buona l'idea per Milito. Giannalia si gira, ancora Giannalia, può liberare il sinistro, Ferrara lo sa e lo chiude.
Giannalia torna dietro da Conti, qui palla di esterno, Ferrigno chiude e si appoggia bene da Conti, bella palla, qui conclusione di Maniscalco che termina fuori. Aveva battuto praticamente Miciche che si era girato per non prendere la pallonata in faccia. Comunque mi esce sempre, vabbè. Cioè il discorso secco. Ho detto che a giugno si compra il telefono nuovo, lui 15 Pro e te lo dice lo vendo a 200 euro. Cioè se lo sta levando. Me lo prendo io. Cioè se lo sta levando. Me lo prendo io. Però si deve rimettere la batteria a giugno. A giugno. Cioè sono 3 mesi di. Se tu ti accolli 3 mesi così e così, capito? Se tu ci pensi alla fine ti prendi quello 300 con la batteria già cambiata. Per il 14. Anda solo col Pro che. Sali. Ferrara perde il pallone, poi Sgroi, Ferrara se la ritrova lì col braccio forse, poi stende Maniscalco. Ecco. Qua 2-0, 2-2 hanno fatto. 2-0 perché? Loro. Motisi sull'otto di sinistra, calcia, doppia deviazione, poi l'ultimo tocco è nero. Simo. Arbitro le mani. Sono gonfi per l'uomo. Attenzione, palla che arriva a Conti, che può andare, Conti velocissimo ancora, palla in mezzo che passa, poi fa buona guardia Motisi. Conti col tacco, fermato, c'è Sgroi che si avventa sul pallone come un falco, fermato per un attimo, Sgroi ancora, lotta con tutti, Sgroi, chiusura! Eccezionale qui la chiusura del capitano della Trinacria United, qui palla in mezzo, attenzione, Giannalia, tocca malissimo, un errore non da lui, infatti si dispera. La chiusura comunque di prima è stata di Ferrigno, che ha fatto il portiere in quell'occasione. Si riprende dopo l'interruzione per sincerarsi alle condizioni di Gueccia, che è dolorante. Qui palla in mezzo, palo di palo, scusatemi il gioco di parole, ma palo, ha preso il palo, grande tentativo del... si è colpito da solo, dicono qua, dal giocatore della Trinacria United. Caruso, bello il gol di Sgroi, doppietta personale e sorpasso ufficiale del Aquile di Sicilia. Noi siamo al 10°. Maniscalco accelera, poi Giannalia può lanciare il sinistro di Giannalia che lo fa girare anche bene.
palla che termina di pochissimo al lato. Qui Ferrara, impressione generale, infatti Ferrara è costretto a dare un pallone impreciso nelle zone di Milito. Adesso Maniscalco che può puntare, sempre Maniscalco, pressato dagli avversari, palla che passa, c'è palo e poi Ferrigno lascia scorrere dove c'è Caruso che appoggia di nuovo al suo capitano. In profondità dove c'è Giannalia che si impegna ma non tiene il pallone. Vai Marco, non mollare Marco! Vai! Devi segnare Marco! Non la perdere! Dai, solo! Palla che passa, Giannalia in mezzo, chiude Ferrara. Giannalia, calcio in porta. Ancora qui ci ha provato Maniscalco. In profondità Gueccia, pallonetto, poi Ferrigno fa buona guardia. Rischia però, attenzione, palla in mezzo, Sgroi per la tripletta! 4-3, tripletta di Sgroi. Bene prima che mi facessi perdere il gol. Assist di Gueccia che vede il numero 8 da solo in mezzo all'aria, che riesce a battere ancora una volta Caruso. Certo che c'è sempre, c'è pure il miglior gol. Gueccia, no vabbè, già l'abbiamo visto, io l'ho visto fare in diretta. Non gioca ora Scarpi? Da 10. Sì, ora. C'è Blandino. L'ho visto, ho pure guardato, ma si è girato. Purtroppo l'ha visto. Posso Andrea? No. Si riprende per il time out quando mancano circa 10 minuti alla fine. Motisi può anche liberare il destro, poi sceglie di nuovo il suo capitano che gestisce, allarga di nuovo da Sgroi che oggi è in vena di gol, già ne ha fatti 3. Ancora Sgroi, attenzione, perde il pallone, c'è Palo che fa buona guardia. Serie B. Girone A, girone B.
A convincere, siamo tutti... Dove giocava Pagnotta? Pagnotta. Con Pietanza gioca. Serie A, Serie A. Serie A. Palo in profondità a cercare il controllo di Conti. Ancora Conti, Sgroi si immola. E poi c'è Gueccia come sempre a liberarsi dalla pressione di due avversari. Poi il regalo di fatto il pallone a Giannalia che prende un colpo. Giusto il fallo. C'è stato il contatto. Andrea, io domenica ti voglio H24 ai campi. Qui Giannalia! Complice anche una mezza papera di Mici che arriva finalmente il gol di Giannalia, 4-4. Agguantato il pareggio. Facciamo una gol e gli faceva esulta, quello si girava, faceva così Hai visto le foto? Quella di Manfredi, sono uscite. Dove sono? Sgroi in profondità, Gueccia male, almeno io ho visto Era nuova mia quella. Tua? Ah sì. No vabbè io non... No, dalla lettera 9 mi hai detto di taggarmi ovviamente. Allora... Forte sa! No, l'avevo visto dalla macchina. Ah sì. Abbiamo detto a lui, a chi ho detto? Sgroi, ruleta, ancora Sgroi se ne va, sempre Sgroi, tamponato, Sgroi, poi palla che arriva Motisi, palla in mezzo, Sgroi si era fermato e lamentato per un contatto che è durato più di 15 secondi, quindi diciamo il fallo ci poteva stare come. Giannalia si gira, Ferrara scivola sul pallone, poi la palla diventa buona per Sgroi, fermato, ancora Sgroi, si accontenta della rimessa laterale in buona posizione. Palla poi affidata a Ferrara che può andare col sinistro, con la punta invece col destro e alla fine Caruso. Sgroi, sempre in zona a tiro, Gueccia anche lui può andare, Conti dice di no. Quando mancano 4 minuti. 4 minuti. Grazie. Attenzione qui Motisi! Lascia partire un bel destro che si va a mettere lì sotto il 7. 5-4, sorpasso ancora una volta dell'Aquile di Sicilia. Attenzione palo, colpisce la signora che sta al terzo piano, però ci ha provato palo. Attenzione qui Sgroi cade per terra dopo il dribbling di Conti, ha fatto tutto bene tranne la conclusione. Ferrara avanza, vede il movimento di Motisi, Ferrara invece cerca fra le linee un suo compagno, poi Motisi ha provato la precisione, numero 23, scusatemi, 22 Ferrara.
di palla in profondità. Moti sì, stoppa male. Comunque non stanno in pareggio. 5-4 Aquile. Sì. Maniscalco se ne vuole andare, fermato. Poi Giannalia, palla che resta lì. Maniscalco, commesso il fallo, penso a Giannalia. Gioco pericoloso. Attenzione, Ferrara batte velocissimo da Sgroi, c'è anche Ferrara. Sgroi vuole il quarto, colpisce però Caruso. Eccesso diciamo di fame di gol qui da parte di Sgroi. Gueccia la tiene, pressato ovviamente.